È mercoledì 30 aprile, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno anche da Lorena Dolci. Cominciamo la nostra mattinata insieme con delle immagini spettacolari dell'Etna riprese dal drone. Le state vedendo in questo momento, ancora uno show, ennesima eruzione dal cratere di sud-est con attività esplosiva da diverse bocche poste proprio nell'area sommitale. È stata segnalata anche una ricaduta di lapilli in zona piano Vetore sull'alto versante sud-occidentale dell'Etna. Nelle immagini che, come dicevo, sono state girate da un drone pochi minuti fa, si nota anche una nube eruttiva prodotta dall'attività in corso che si disperde in direzione sud-ovest. Il bollettino di avviso per il Vona è arancione in questo momento. L'attuale fase eruttiva del vulcano non impatta sulla operatività dell'aeroporto di Catania. Questo per vedere le immagini dell'Etna in eruzione. E adesso torniamo invece alla cronaca, che negli ultimi giorni ci ha riservato tantissimi episodi di violenza. La tragedia di San Gregorio, l'imprenditore che ha sparato durante la festa per sedare una rissa e ha ucciso il figlio che invece voleva disarmarlo, ferito anche un amico della vittima. Il clima di tensione ha coinvolto anche un'ambulanza del 118. Un'atmosfera gioiosa, quella di una festa di compleanno sfociata in tragedia. A perdere la vita un 23enne, Carlo Laverde, studente universitario iscritto alla facoltà di economia e impresa a Catania con la passione per il padel. Ad ucciderlo il padre, un imprenditore di 62 anni accusato adesso di omicidio volontario. Il tragico epilogo si è consumato intorno alle 23:30 nel corso di una lite scoppiata in una villa di via Bellini 45 a San Gregorio. Durante la serata, organizzata in una struttura utilizzata per eventi privati, il gestore della sala non avrebbe gradito l'atteggiamento di alcuni invitati e nel tentativo di riportare la calma ha esploso alcuni colpi di pistola a scopo intimidatorio. È a quel punto che il figlio sarebbe intervenuto insieme ad altri per fermare il padre, che nel parapiglia ha esploso altri colpi di pistola, uno dei quali ha raggiunto mortalmente il 23enne. L'altro proiettile ha ferito alla caviglia un 31enne che è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro, da dove poi è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gravina ed i militari della sezione investigazioni scientifiche che hanno effettuato i rilievi del caso. Poca voglia di parlare e tanto sgomento per una famiglia particolarmente conosciuta a San Gregorio. Dispiace tanto a tutta la comunità sangregorese, ci stringiamo in questo dolore. Ecco. L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore Rocco Liguori del pool di magistrati diretto dall'aggiunto Fabio Scavone, che hanno sentito gran parte dei partecipanti alla festa, tragicamente conclusa in un bagno di sangue. Cominciamo la lettura dei quotidiani regionali, Lorena, proprio da questo primo fatto. Su un fatto che naturalmente ha scosso tutti, e lo andiamo a vedere sul quotidiano La Sicilia, dove Vittorio Romano dà voce forse a tanti interrogativi che ci sono passati per la testa. Il titolo è: spara alla festa per sedare una rissa e uccide il figlio che voleva fermarlo. Ma come può un uomo di 62 anni, descritto da tutti come una persona per bene e di ottima famiglia, impugnare un revolver e sparare dentro il salone di una villa piena di giovani? Come può pensare che per sedare una rissa si possono esplodere 4 colpi senza che nessuno si faccia male? E perché, chiede ancora Romano, anziché armare la sua mano non ha chiamato i carabinieri, come pare gli avesse anche suggerito il figlio Carlo Laverde, carabinieri la cui stazione fra l'altro si trova a poche centinaia di metri di distanza dalla via Bellini dove è successo il fatto e a 2 passi dalla residenza. Per dare una risposta a queste altre domande e comprendere l'esatta dinamica di quanto accaduto quella notte, i carabinieri stanno lavorando. L'abbiamo detto, c'era una festa di compleanno, pare che si fossero imbucati al party alcuni brutti ceffi che non conoscevano né il festeggiato né gli invitati, i quali avrebbero cominciato a inveire contro il ragazzo e contro il padre che ne aveva preso le difese. Insomma, atmosfera sempre più tesa. A quel punto qualcuno pare abbia cominciato a alzare le mani. Carlo, il ragazzo, ha suggerito di chiamare i carabinieri, ma il padre, e questo forse è la spiegazione, forse per timore che l'attività venisse scoperta, l'attività è quella di una sala ricevimenti però in nero, avrebbe respinto la richiesta, sarebbe andata a prendere il revolver legalmente detenuto ma che non avrebbe potuto utilizzare, e poi, come abbiamo sentito, gli spari e la tragedia.
Adesso la strage invece di Monreale, perché continuano ad arrivare notizie particolari. Il pistolero in lacrime durante l'interrogatorio di garanzia ha rivelato: ho sparato per difendermi, e intanto su TikTok compare anche un audio che ricostruisce la drammatica serata. Ho sparato per difendermi, chiedo perdono. Poche parole ma significative quelle di Salvatore Calvaruso, 19 anni, accusato di strage per aver ucciso Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo a colpi di pistola durante una lite avvenuta sabato scorso in pieno centro a Monreale. L'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha reso dichiarazioni spontanee, affermando di essere stato aggredito con caschi e bottiglie dopo un'animata discussione con alcuni ragazzi che lo accusavano di guidare in modo spericolato. Calvaruso ha aggiunto di aver cercato di scappare, di essere stato colpito e solo allora di aver preso la pistola e sparato. È stata un'udienza drammatica, interrotta più volte. Il ragazzo ha pianto ed è distrutto. Sa benissimo cosa ha fatto, ha spiegato il legale Corrado Sinatra. Intanto un audio postato su TikTok da un giovane ricostruisce la drammatica serata. Si sente la voce di un presunto testimone che racconta ad un amico alcuni momenti di quella sera. Uno dei palermitani, forse proprio Calvaruso, a bordo del proprio motorino, si è avvicinato allo scooter di Turdo. Salvo, che era testa calda, racconta il TikToker, gli ha detto: attento che ci sono anche bambini. Andrea Miceli ha cercato di riportare la calma, suggerendo al cugino di chiedere scusa, mentre uno del gruppo dei monrealesi era di spalle e è arrivato un colpo di casco. È così che è iniziata la rissa, con i ragazzi del luogo che, riporta l'audio, hanno colpito i rivali con i caschi. I giovani colpiti avevano i volti insanguinati, solo 2 che indossavano il casco avevano ferite al volto, gli altri anche in testa. Alla fine i palermitani sono tornati e hanno preso i ferri, le pistole, iniziando a sparare. Lo capisci che poteva sparare anche a me? Salvo, racconta il giovane in lacrime, mi è morto tra le braccia, aveva una ferita al collo, mi chiedeva aiuto e io non sapevo cosa fare. Ieri sera intanto a Monreale si è tenuta una fiaccolata, mentre sui social impazzano commenti pro e contro Calvaruso. È stata una settimana difficile, inizio di settimana davvero difficile, con tutte queste vicende, con tutte questa violenza che improvvisamente esplode. Sì, violenza che esplode anche perché, come stiamo purtroppo osservando, circolano molte armi, sia tra giovani, meno giovani, insomma armi che potevano o no utilizzare e che poi da cui appunto scaturiscono queste tragedie. Questa notizia la andiamo a leggere sul quotidiano La Repubblica, il tomo di Palermo, appunto la confessione del killer: ho ammazzato per difendermi, ha detto ai magistrati. Calvaruso in lacrime: mi stavano picchiando, chiedo perdono per quello che ho fatto. L'audio di un testimone lo smentisce, lui e i suoi amici sono tornati con le pistole. E qui c'è appunto il racconto: erano in 10, hanno sparato in 2, oltre a Salvatore Calvaruso c'è un altro giovane che ha aperto il fuoco con una pistola semiautomatica, lo confermano i nuovi filmati nelle mani degli inquirenti, video che hanno aggiunto dettagli importanti a questa notte di sangue e piombo in cui sono stati uccisi Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo. I palermitani sono saliti a Monreale a bordo di potenti scooter, Calvaruso ne guida uno e quel mezzo ha un ruolo centrale nella dinamica della rissa che poi si trasforma in sparatoria. C'è poi un audio pubblicato sui social da un testimone che racconta ad un amico la notte di follia e conferma appunto quanto ricostruito finora dai carabinieri. Ne abbiamo sentito alcuni stralci, c'è questa lite, poi con appunto Turdo che taglia la strada, Salvo gli dice attento che ci sono i bambini, comincia la lite, si cerca di riportare la calma, ma poi i monrealesi hanno iniziato a colpire i palermitani riempiendoli di botte, rimangono con i volti e le teste insanguinate. Alla fine i palermitani sono tornati e hanno iniziato a sparare. Se la ricostruzione è ormai chiara, mancano all'appello però, questo è importante, le 2 armi che il branco avrebbe lanciato nei boschi lungo la discesa da Monreale, che da Monreale porta in città. Una ditta è stata incaricata appunto di battere ogni centimetro della zona. Al momento il nucleo investigazioni scientifiche che sta analizzando gli oltre 20 bossoli già rinvenuti e trovati in via Benedetto d'Acquisto, bossoli che, come vi abbiamo raccontato, sono stati sparati all'impazzata anche ad altezza uomo, hanno colpito 3 giovani, ma la strage poteva essere davvero una mattanza.
E da Monreale andiamo a Palermo perché si continua a parlare ancora di violenze. Stavolta si tratta di una violenza sessuale, vittima una studentessa spagnola violentata da un tunisino che è stato arrestato perché incastrato anche da un video. Sentiamo. Aveva trascorso una serata assieme ad amici nei locali del centro storico di Palermo, poi però quando stava per tornare a casa è stata avvicinata da un cittadino tunisino ed è stata violentata. Una notte da incubo per una studentessa spagnola in Erasmus a Palermo, stuprata nei pressi di via Roma la notte del 26 aprile. La vittima, 22 anni, è stata avvicinata dal cittadino tunisino nel tratto vicino alla stazione centrale mentre tornava a casa. Dalle prime notizie sembrerebbe che la giovane fosse sola, anche perché gli amici con cui aveva trascorso la serata abitano in altre zone della città. La ragazza ha denunciato la violenza immediatamente ai carabinieri che hanno arrestato l'uomo accusato dello stupro. La 22enne in questi giorni è supportata anche da un'equipe di psicologi dopo il trauma. Un episodio che fa ripiombare la città a luglio del 2023, quando ad essere violentata fu una ragazza palermitana da un gruppo di 7 ragazzi. Dinamiche differenti che fanno però ancora una volta scattare l'allarme sicurezza nel capoluogo siciliano. E allora, Palermo si conferma, purtroppo dobbiamo dire, almeno per quello che stiamo leggendo e vedendo nel telegiornale nostro, ma anche dai giornali, una città con tanti problemi. Sì, è sicuramente pericoloso per aggirarsi da sola di notte per una ragazza, per di più straniera come questa giovane ventenne che stava rientrando a casa a piedi dopo una serata trascorsa con gli amici. Si è accorta subito di essere seguita, ha accelerato il passo, ma quando è arrivata davanti al portone è stata aggredita da questo tunisino che poi è stato fermato. Per fortuna proprio in quel momento stava rientrando a casa un vicino di casa che l'ha soccorsa, gli ha chiamato il 112, quindi provvidenziale questa coincidenza. C'è stata la denuncia, il tunisino è stato bloccato poco distante, ha provato a fuggire ma è stato arrestato. Adesso deve rispondere del reato di violenza sessuale. Per la vittima è scattato subito il codice rosso, che è il nuovo protocollo, la nuova normativa a tutela delle vittime di stupro. Come dicevamo, è stata seguita, visitata e ascoltata anche dagli psicologi, a cui ha raccontato l'incubo vissuto nella notte e quindi ha dato gli elementi fondamentali per rintracciare e ritrovare il violentatore. E in questo clima di violenza che stiamo raccontando c'è un aggiornamento dalle agenzie: 5-17enni per diversi mesi, quindi ancora dei minorenni, si sarebbero introdotti a casa di un anziano, lo facevano di notte a Siracusa, lo avrebbero seviziato, rasandogli i capelli a zero, dando fuoco ai suoi effetti personali, costringendo a consumare sostanze stupefacenti fino a farlo stare male e obbligandolo a dormire su una sedia. La polizia ha eseguito nei confronti dei 5 minorenni l'ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni. Sono accusati di atti persecutori, violazione di domicilio, danneggiamento aggravato in concorso. Aggiornamenti su questa vicenda nel corso dei nostri telegiornali. Il procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia, Michele Prestipino, è indagato a Caltanissetta per rivelazione di segreto d'ufficio. Avrebbe riferito, secondo l'accusa, notizie riservate all'ex capo della polizia Gianni De Gennaro. Avrebbe riferito notizie riservate sullo stato delle indagini sulle cosche calabresi e sulle infiltrazioni nelle imprese del nord all'ex capo della polizia Gianni De Gennaro, ora presidente di Eurolink, il general contractor per la progettazione e la costruzione del ponte sullo stretto di Messina, e a Francesco Gratteri, consulente della società per le questioni legate alla sicurezza. Con questa accusa è indagato per rivelazioni di segreto d'ufficio il procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia, Michele Prestipino. La conversazione sarebbe stata intercettata nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Caltanissetta sul periodo delle stragi del 92. L'ipotesi, spiegano i PM, che nella qualità di pubblico ufficiale, essendo procuratore aggiunto presso la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo con delega al coordinamento delle sezioni 'Ndrangheta e Cosa Nostra, abbia rivelato notizie che dovevano rimanere riservate. Tale rivelazione del segreto, dicono i PM, avrebbe riguardato rilevanti particolari delle indagini in corso da parte di alcune direzioni distrettuali antimafia, anche con riferimenti all'uso delle intercettazioni.
Secondo l'ipotesi accusatoria sono state rivelate notizie gravemente pregiudizievoli per le indagini di più uffici distrettuali e vi sarebbero concreti elementi per ritenere che Gratteri, anche per conto di De Gennaro, avrebbe già avvisato del corso delle stesse indagini alcuni protagonisti della vicenda. Il procuratore aggiunto, dopo aver ricevuto un avviso di garanzia, è stato convocato per un interrogatorio, ma come riferito dal suo avvocato Cesare Placanica, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il legale ha espresso infatti dubbi sia in ordine alla utilizzabilità del materiale probatorio su cui si fonda l'accusa, sia rispetto alla competenza territoriale del Tribunale di Caltanissetta. Torniamo da Lorena ai quotidiani regionali e ripartiamo proprio da questa indagine. Sì, una notizia che però in realtà troviamo anche sui quotidiani nazionali. Infatti l'andiamo a leggere sul Corriere della Sera. Il ponte sullo Stretto e gli affari dei clan. Prestipino rivelò notizie segrete. Chi è Prestipino? È il vice della Direzione Nazionale Antimafia, che adesso risulta indagato a Caltanissetta. Melillo gli revoca le deleghe. Che cosa è successo? In un incontro a tre avvenuto in un ristorante del centro di Roma lo scorso 1 aprile, questo magistrato con questi due prefetti in pensione, De Gennaro, lo ricordiamo, è stato capo della polizia e Gratteri direttore del servizio centrale anticrimine, quindi vertici delle forze di polizia, ha rilevato particolari delle indagini in corso da parte di alcune procure con riferimento all'uso di intercettazioni, mettendone dunque a repentaglio la prosecuzione di queste indagini. Da qui l'accusa di avere favorito l'associazione mafiosa, per la quale vi sono concreti elementi per ritenere che Gratteri, anche per conto di De Gennaro, avrebbe già avvisato del corso delle indagini medesime alcuni protagonisti della vicenda. Da quello che si può intuire, attraverso una microspia attivata forse per intercettare i discorsi dell'ex capo della polizia sulle stragi del 92, sarebbero state registrate informazioni fornite appunto su queste inchieste. Abbiamo sentito anche la versione della difesa, che dice insomma che l'incontro era con due storici collaboratori. È lunare pensare che abbia un contatto con ambienti della criminalità, tuttavia non sfugge a nessuno che il procedimento può avere effetti e ricadute che vanno al di là del suo esito, e il riferimento probabilmente appunto all'opera in costruzione, il ponte sullo Stretto. Possiamo proseguire con, credo, anche le altre prime pagine dei quotidiani regionali. Sì, allora andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano La Sicilia. Ecco qui questo fotomontaggio sulla notizia di cui abbiamo parlato, sangue del suo sangue. A sinistra c'è il padre, Natale Laverde, e a destra il figlio di 23 anni che è stato ucciso durante una rissa in cui, come vi abbiamo raccontato, il padre ha esploso dei colpi di pistola per cercare di sedarlo, finendo per uccidere invece il figlio che voleva fermarlo. La perdita del senso del limite e il commento non sono cronache di morti annunciate, quelle che ci provengono da Monreale, raccontano due tragedie ben diverse, ma entrambe marchiate col timbro dell'uso delle armi. E questo, il ricorso all'uso delle armi, il terribile e incomprensibile climax delle tragedie che abbiamo sotto gli occhi. E poi eccole qua ancora le foto di questa tragedia, Carlo Laverde, e poi gli uomini del RIS che fanno i rilievi in questa villa che veniva utilizzata per fare delle risse. Abbiamo visto ancora la studentessa spagnola violentata in via Roma, ma sempre a proposito dell'uso scriteriato delle armi, un'altra sparatoria, litiga con un giovane, spara contro la casa, ben 10 colpi di pistola sparati contro l'abitazione di una famiglia per insomma, una banale lite. Sono terrorizzata, dice la madre del ragazzo, siamo tappati in casa, sappiamo che questo pistolero è ancora libero, in questi giorni non ha mandato le mie figlie a scuola, quindi immaginate appunto il clima di terrore che sta vivendo questa famiglia. E poi sulla prima pagina di Palermo abbiamo visto la confessione del killer: ho ammazzato
per difendermi, lo troviamo anche sulla prima pagina del Giornale di Sicilia. Il killer piange ma tace, perché dopo aver confessato si è chiuso nel silenzio e quindi probabilmente in base alla legge le sue dichiarazioni non potranno essere utilizzate nel processo. Testimonianze ai raggi X, ammette di aver sparato ma non indica chi c'era con lui nella notte. Secondo gli inquirenti i complici sono 4 inquirenti che stanno diciamo passando al setaccio naturalmente i quartieri, in particolare dello Zenne. Vediamo anche la prima pagina della Gazzetta del Sud, il procuratore aggiunto Michele Prestipino indagato a Caltanissetta, naturalmente il taglio centrale è dedicato alla tragedia di San Gregorio, e poi multinazionale della droga, inflitti 4 secoli di carcere, i traffici tra Messina, Barcellona, Milazzo e il territorio dei Nebrodi, ma i contatti erano con la Spagna e con l'Olanda. E poi una brutta notizia per i cittadini palermitani: oggi l'ok all'aumento Tari, ira dei consumatori, è inaccettabile. L'acqua, i bus, le zone blu e ora l'immondizia, è la primavera dei rincari. Sulla delibera in Consiglio si annuncia battaglia, la Ragioneria del Comune avverte sugli squilibri nei conti di un'eventuale bocciatura di questo provvedimento. Ma sempre dalla parte dei cittadini, anche Messina ha il suo Watergate, troppe le domande senza risposta sul liquido, perché un dato è certo: da settembre viene distribuita acqua che dal punto di vista amministrativo non è idonea al consumo, come invece l'AMAM dovrebbe garantire dal regolamento. Insomma, manca la certificazione. E poi un'ultima notizia, visto che siamo ormai alle porte dell'estate, anche le temperature sono in salita. A Taormina ripulita la spiaggia di Mazzeo, l'obiettivo è riavere la bandiera blu, e vediamo appunto gli operatori al lavoro per riportare al meglio queste dune sabbiose. Speriamo allora che si possa raggiungere l'obiettivo. Adesso, come ogni mattina, apriamo il nostro collegamento con la POL Strada, il compartimento della Sicilia orientale. Buongiorno all'assistente capo coordinatore Ivan Lanzo, buongiorno e ben trovato. Quali sono le novità di oggi? Siamo a Messina. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, oggi fortunatamente la giornata è tranquillissima, quindi si registrano le code ormai croniche sulla zona di Catania in direzione Siracusa, nonché quelle in direzione Catania Centro. Segnaliamo in A19 sempre lo svincolo di Caltanissetta rimane chiuso per chi si mette in direzione Catania, mentre tra Avole e Cassibile persiste il divieto di transito per i mezzi superiori ai 75 quintali. Per fortuna sono stati rimossi parecchi cantieri, quindi il traffico per il resto risulta abbastanza scorrevole, ma sappiamo che in questo weekend, vuoi per il ponte, vuoi per le gite fuori porta, insomma da stasera comunque per tutto il weekend il traffico, anche grazie alle ottime condizioni meteo, sarà sicuramente intenso. Quindi invitiamo sempre tutti gli automobilisti, comunque tutti i conducenti, ad alzare la soglia dell'attenzione. Oggi, permettetemi, noi parliamo sempre di sicurezza stradale, ma anche, visto la ricorrenza di domani, volevo sempre fare anche una considerazione su quella che è la sicurezza sul lavoro. Quindi invitiamo tutti i datori di lavoro, anche i lavoratori, insomma tutti insieme combattiamo anche quest'altra battaglia, come quella della sicurezza stradale, quella sulla sicurezza del lavoro. Non mi resta che augurare buone feste, buon weekend e tanti auguri a tutti i lavoratori. Una buona giornata. Grazie, una buona giornata, grazie all'assistente capo Ivan Lanzo dalla POL Strada, compartimento Sicilia orientale. Stamattina siamo collegati con Messina, buon lavoro. Noi ci ritroviamo venerdì con i collegamenti con la POL Strada. Adesso invece diamo uno sguardo invece al traffico in via Vincenzo Giuffrida. Siamo a Catania, situazione che vede un cantiere proprio nella parte bassa di via Giuffrida e c'è qualche rallentamento in questo momento. Fra le altre cose, le auto sono ferme perché c'è un semaforo pedonale a chiamata, ma intanto sono degli operai che stanno facendo dei lavori sul manto stradale. Come vedete, la situazione in entrata in città da quel punto in poi risulta essere leggermente un po' più congestionata, mentre invece è decisamente più libera la strada che
che va verso l'uscita della città oppure in direzione della circonvallazione. Ci dobbiamo fermare come sempre a quest'ora, fra poco torniamo insieme. Oggi anticipiamo un collegamento, la rassegna stampa la faremo un pochettino, quella nazionale un pochettino più avanti, appena qualche minuto, perché ci collegheremo con il nostro Edoardo Sergi e con Luca Napoli per parlare di un gol per la solidarietà. La partita oggi alla Massimino, ne sapremo di più fra pochissimo, restate insieme a noi. Rieccoci di nuovo insieme, come anticipato adesso è il momento di parlare di un gol per la solidarietà. In collegamento vedo già su monitor di servizio, ma anche adesso fuori, vedete anche voi Edoardo o Sergi, c'è anche Luca Napoli che è l'organizzatore in nome per conto di All Star Sicilia, e c'è una vecchia conoscenza del calcio siciliano in genere ma catanese in particolare, Lulù Oliveira. Buongiorno a voi e bentrovati. Buongiorno Angelo, buongiorno a voi. È il grande giorno perché Luca anche quest'anno torna un gol per la solidarietà, insomma aspettiamo tutti questo periodo per questo grandissimo evento. Lulù, da quanto è che non giochi al Massimino? Tu sei il nostro bomber, oggi torni e c'è il pubblico che è pazzo di te e che è pronto a vederti, diciamo, in campo, in quello che è stato il tuo campo. Ma dal 1932 che non metto i piedi in questo stadio, no, credo che la cosa fondamentale è quello che il nostro amico ha organizzato soprattutto, e credo che oggi sarò prontissimo per far volare il falco come sempre. E Luca, noi sappiamo, no, che tu inviti sempre tantissima gente, questo evento si ripete per la 17ª edizione, un pubblico variegato perché riesce a portare da Lulù Oliveira a Luccola, li intervisteremo tutti, tantissime persone, anche il questore Bellassai, che però oggi rispondono presenti al tuo invito. Sì, come abbiamo detto più volte, intanto buongiorno, come diciamo più volte è un evento che ospita personaggi in maniera trasversale, perché come dicevi tu abbiamo ex calciatori, sportivi, giornalisti, quindi tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, e di questo qua ovviamente ne siamo fieri, ne consegue che abbiamo un pubblico, diciamo, vario e variegato, quindi la bellezza di questo evento anche sta nel fatto che non solo vedremo tantissimi giovani sugli spalti, ma anche tantissimi genitori, mamme, papà e tante associazioni benefiche, quindi veramente un evento nazionale che dà lustro alla città di Catania. Esatto, volevo partire proprio da questo, è un evento nazionale che dà lustro alla città di Catania, si parla tanto di beneficenza, quest'anno sappiamo che il tema è quello del bullismo, però Catania oggi è al centro d'Italia, al centro del mondo, possiamo dire così? Sì, sicuramente al centro del mondo sociale, senza dimenticare appunto il tema di quest'anno che è quello del bullismo. Tra l'altro abbiamo oggi ospiti dei rappresentanti di un'associazione che si chiama ACBS di Milano, quindi siamo contenti di poter anche esportare questa bella immagine di Catania e creare queste bellissime sinergie con degli ospiti anche nazionali. È un'edizione record, diciamo che sei scaramantico, lo so, però quest'anno i biglietti sono finiti subito, facciamo anzi un appello perché ci sono ancora quelli della Nord che si possono acquistare per chi viene fuori da Catania ora. Sì, perché stanno chiamando tantissime persone anche da questa mattina alle 6, tante persone sono ai botteghini, abbiamo dato la possibilità di poter acquistare il biglietto agli ultimi momenti, quindi si possono recare in piazza Spedina ai botteghini per poter comprare gli ultimi biglietti di Curva Nord. Esatto, allora noi passiamo da un campione Lulù, da un attaccante a un difensore, perché vedo già Nicola Le Grottaglie che è pronto. Nicola, puoi venire qua? Nicola, buongiorno. Allora, tu sei stato un campione assoluto perché abbiamo visto con la Juventus ma anche col Catania, eri un grande difensore ma hai fatto anche tantissimi gol con noi, ritorni oggi al Massimino per, diciamo, un evento che per te è sicuramente importante. Beh sì, faremo un altro gol. Noi siamo abituati a quello, a vincere, a fare della competizione uno stile di vita, dei valori, dei principi, e oggi con tutta questa gente, tanti giovani, possiamo fare un grandissimo gol nel loro cuore, quindi quello che cerchiamo oggi è quello. E il bullismo, diciamo, è un argomento importante, oggi si parla di questo, ci sono tanti giovani, come dicevi tu, negli spalti. Sì, soprattutto per il focus è ben chiaro, cioè sensibilizzare questi giovani a non fare quello che poi fa del male agli altri ma anche a se stessi, perché quello che poi fai nella vita ti torna dietro, quindi noi cercheremo di sensibilizzare attraverso lo sport, che è un grande veicolo di principi e valori, per far sì che loro possano cambiare il loro paradigma, il loro mindset, quindi per cambiarlo bisogna sensibilizzare il più possibile. Nicola,
Nicola, grazie. Io passerei da un difensore a un alto terzino di spinta come Ciro Capuano. Ciro, vieni qua perché diciamo eravate anche insieme in squadra tanti anni col Catania, il tuo gol a San Siro ce lo ricordiamo tutti, però oggi è un evento importante. Giocherai sempre sulla fascia o magari ti metti un po' più avanti? Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità. Non lo so, parleremo col mister, vediamo un po' dove mi... Sei ancora giocatore, rispondi diciamo come le classiche interviste. Appunto, facciamo finta che siamo ancora giocatori e quindi facciamo finta di essere qui e diciamo, vediamo, parleremo con il mister, vediamo un po' dove mi metterà, va bene? Ma come vedi questo Catania quest'anno? Perché abbiamo raggiunto i playoff da quinti, abbiamo la sfida col Giuliano, ecco tu sei sicuramente un esperto, seguirai il Catania, secondo te cosa si può fare in questi playoff? Ma allora innanzitutto è sempre sono sempre playoff, tutto può succedere, quindi penso che sia anche normale crederci, nonché anche nel primo turno ce l'abbiamo in casa, quindi devono approfittare di questa cosa qui e poi dopo si vedrà. Chi arriva ai playoff con una forma anche abbastanza importante è quelle che dopo ci aggiudicherà. Serve tanta lucidità, servirà e vediamo se è un pizzico di fortuna, quello non deve guastare, quindi speriamo bene, dai. Grazie Ciro. Allora io chiedo intanto a Luca se sei un po' emozionato perché tu hai sempre questa camicia, non so se è la tua portafortuna, però... Che cosa stai svelando? No, vabbè, non lo dicevo. Comunque sei emozionato anche per quest'anno oppure ormai dopo 17 edizioni c'è quella tensione che però fa bene? No, sono concentrato come sai, l'emozione c'è sempre, per fortuna c'è sempre, quindi praticamente l'importante è portare a casa il risultato e siamo sempre concentrati sul pezzo. Poi una volta che siamo arrivati in campo forse un po' inizieremo a scioglierci. Anche perché ti stanno arrivando un sacco di chiamate. Io intanto farei venire Luke, vieni, che è un cantante ovviamente di Amici. Buongiorno Luke. Allora tu sei pronto per giocare? Vieni qua. Sei pronto per questa partita? Ci saranno tanti giovani, tu sei giovanissimo come me, però ecco, è un'emozione anche per te, no, calcare il campo del Massimino? Assolutamente, anche perché ho sempre sognato di giocare in uno stadio, da piccolino giocavo a calcio e poi a maggior ragione per il tipo di iniziativa che è e sono davvero contento di aver preso parte a questa bellissima cosa. Insomma il bullismo è un tema importante, l'abbiamo detto, chiaramente nelle scuole è una cosa di cui si parla molto. Qual è il tuo messaggio da dare per un evento del genere? È che assolutamente questo evento deve essere da insegnamento per tutti i giovani, anche se è solo una partita, per dire stop ancora una volta al bullismo, che purtroppo è ancora tanto frequente nelle scuole e quindi è bello che ci siano tutti questi giovani come me e che il messaggio sia chiaro. Luca, vuoi dire qualcosa a riguardo? Perché è importante il messaggio, sappiamo Luca è un giovanissimo, quindi chi meglio di lui può dirci una cosa del genere? Sì, anche perché quello che diciamo spesso e quasi sempre riguardante questi temi sulla violenza, farlo raccontare, dare un esempio, una parola d'aiuto da un personaggio comunque che può avere un appeal sui teenager è una cosa fondamentale, quindi Luke 3 è un ottimo testimonial su un discorso, una problematica importante, quindi questo è il nostro obiettivo, quindi l'unico strumento che noi abbiamo è quello di poter sensibilizzare i giovani, ma non solo, anche i genitori, ad aiutarli a capire che tante cose non vanno fatte. Il bullismo quest'anno, lo scorso anno si parlava di femminicidio, quindi di violenza sulle donne, e ogni anno cercheremo sempre di seguire questa strada per poter diffondere questi messaggi. Noi chiediamo a Luke se ci sono altri progetti musicali in cantiere, dato che sei in rampa di lancio. Sì, a brevissimo esce il pezzo estivo, che ho già lanciato uno spoiler, e poi siamo in uscita anche con un EP, ma questo un po' più in là. Va bene, ringraziamo Luke, ora attendiamo la madrina dell'evento che è prontissima. Vieni Samira, buongiorno. Buongiorno Samira. Allora, oggi è una giornata importante, il calcio è anche un veicolo per dare dei messaggi importanti come quello del bullismo. Tu oggi sei presente a questo evento, immagino che sei molto contenta di essere al Massimino insieme a noi. Ma guarda, allora innanzitutto sono contentissima di essere qui a Catania, in questa città meravigliosa, era la prima volta per me e poi è chiaro anche che è per una giusta causa e bisogna sempre parlarne di più, non bisogna avere paura, credo che questo al di là della competizione, dello sport che andremo a celebrare sarà proprio un messaggio forte, importante, di sensibilizzazione, di parlarne, di alzare magari la voce
spesso quando qualcuno non riesce a farlo, no? E tendere una mano a chi ne ha più bisogno. Quindi ecco, questo è il messaggio più importante che deve arrivare, no? In questa giornata. Ieri Luca ci diceva che tu già conoscevi l'evento perché Catania in questi giorni diventa un centro, diciamo un polo di attrazione per tutti. Tu sei, diciamo, appunto la madrina di quest'anno, però già gli anni scorsi lo seguivi. Luca ieri ci spoilerava questa cosa. Sì, io lo seguivo, lo conoscevo e posso dirti una cosa, esserci di persona è un effetto pazzesco, non so se si percepisce da casa ma secondo me sì, ma qui c'è veramente un clima di familiarità, di solidarietà, proprio di aggregazione che è fortissimo e questo è molto importante. La prima volta al Massimino? È la prima volta proprio a Catania, ragazzi, quindi sono super emozionata per tantissime cose. Ottimo, Luca. Sì, vai tu. No, devi pensare che ieri quando l'abbiamo accolta in aeroporto già mi parlava di Catania, mi parlava della Vietnamea, mi parlava dell'arancino, capivo la differenza tra arancino e arancina, come se fosse una catanese acquisita da qualche anno. Quindi già questo qua ti fa capire la preparazione culturale ma anche artistica e professionale della madrina, che quindi va a rispecchiare quelli che sono i nostri valori in campo. Insomma, valori importantissimi, perché devi sapere, Samira, che sono state tantissime madrine in questi anni da questo evento. Ma ieri parlavamo, Luca, no? Che sono stati anche personaggi importanti come Diego Pablo Simeone, Stefano De Martino, oltre che tutte le madrine. Ora magari non le citiamo tutte per non dimenticare nessuno, però ecco, l'evento è cresciuto e cresce quest'anno con Samira. Sì, ma noi ogni anno cerchiamo davvero di poter portare una figura, in questo caso di una madrina, come dicevo prima, che possa rispecchiare i nostri valori, perché comunque il nostro è un target fatto di ragazzi, delle scuole, di studenti, e quindi non giochiamo mai su tematiche complicate, un po' equivoche. Quindi vogliamo far capire che ovviamente è una bellezza importante, perché comunque la bellezza sempre aiuta, lavora in TV, quindi esporta anche la sua bellezza, ma ha anche altissimi contenuti. Oggi lo sta dimostrando parlando e raccontando che già conosceva l'evento e quindi è pronta più tardi allo stadio a dare il calcio d'inizio con il sindaco trentino per poter dire Catania c'è e diamo... Speriamo di non lanciare la palla in posti sbagliati. No, comunque sai qual è? È la curiosità, cioè credo che la curiosità sia un po' il segreto di poi andare ad approfondire vari temi, argomenti eccetera, quindi invito tutti i giovani ad essere sempre curiosi e avere tanta fame, insomma, di curiosità. Allora, ringraziamo Samira. Angelo, se tu hai domande da studio vai, allora, perché penso che Luca fuori... siamo pronti, diciamo, siamo addirittura d'arrivo. Sì, grazie per il vostro contributo prezioso, devo dire. Grazie a Luca. Luca, volevi dire qualcos'altro? C'è qualche altra forse c'è un ospite. Il mister, sì. Il mister, vieni, mister. Intervistato. Io vi saluto, grazie mille. Grazie, una buona giornata. Grazie. Allora. Abbiamo Gil Roca e il mister, buongiorno. Angelo, velocissimo, una battuta al mister e a Gil. Gil, tu anche quest'anno sei presente, sappiamo che ti piace far parte di questo evento, e anche il mister che è uno dei più storici. Ti saluta sicuramente Angelo Gagliano da studio. Angelo, Gimiglione, siete voi due soprattutto fondamentali da sempre in questo evento. Sì, noi veniamo per Luca Napoli, che è un grande, ci chiama, noi veniamo anche perché Catania è una città meravigliosa, c'è sempre il pubblico molto molto caloroso e quindi viva Catania, viva questa squadra di facce importanti, perché Dario Marcolina ha allenato il Catania. Certo, noi lo sappiamo. Dario, allora mister, questo campionato, questo Catania, cosa succederà? Brevemente, perché siamo un po' fuori, però siamo ai playoff intanto. Beh, intanto arrivare lì te la giochi ai playoff, è una stagione alti e bassi, però poi quando arrivi nel finale lì, insomma, è importante per il Catania. Adesso, se non sbaglio, iniziano la settimana prossima, hanno un grande allenatore che è Mimmo Toscano, che è un amico, però insomma io ci credo, perché anche il pubblico può fare la differenza in questi playoff. Scusa, tu sei pronto a scendere in campo oggi? Guarda come stiamo, ci siamo mangiati il mondo ieri sera, stamattina a colazione, però è sempre un piacere, ogni volta che veniamo qua io sono ormai 5 anni, è veramente un'emozione vedere tutti quei ragazzi delle scuole. Ecco, la cosa importante in queste partite è portare i giovani, perché è una cosa contro il bullismo, è una cosa di cui si deve parlare, e in campo si deve fare questa cosa, stare stretti e uniti contro il bullismo. Angelo, il mister ti ascolta, penso che tu gli vuoi fare una domanda. Sì, semplicemente un saluto a Dario Marcolin per quello che ha dato alla Catania e per quanto, insomma, ha veramente dimostrato l'attaccamento per questi colori. Ma continui a seguire in qualche modo, anche se a distanza, le vicende settimana dopo settimana, o quando ti capita, quello che succede al Catania? Tu riesci? No, beh, lo seguo sempre
Lo seguo sempre perché ho gli amici che mi tengono informati, magari non riesco a vedere la partita, però per esempio Luca mi racconta il mondo Catania sempre. Quest'anno è stato un anno un po' di alti e bassi, no, per il Catania, anche un po' per gli infortuni, perché la squadra al completo è molto forte, ma l'importante adesso secondo me per il Catania è avere la squadra al completo in questi playoff, perché playoff non è tanto quanto sei forte, ma come ci arrivi, no? Se ci arrivi con una buona condizione, se non hai degli infortuni, magari non hai degli squalificati, allora lì fa la differenza. Poi se tu pensi che le squadre che verranno a giocare a Catania devono comunque sapere di venire a giocare contro una città, cioè non è il Catania contro gli avversari, ma è una città contro gli avversari, quindi quello è anche un punto di forza. Devo dire che Dario non ha perso il pensiero rosso-azzurro, cioè ce l'ha bello chiaro in testa e dice delle grandi verità. Grazie davvero per questo contributo. Il fischio d'inizio ce lo ricordate a che ora? Una buona giornata. A che ora partiamo, Luca? Fischio d'inizio a che ora? 10:30. Una partita contro il bullismo, vi aspettiamo numerosi. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie anche a voi, una buona giornata per quello che fate, per questa mission davvero importante. Oggi c'è il bullismo in primo piano, ci sarà una palla sul rettangolo di gioco, ma i temi sono davvero importanti, il tema è importante. Ci sono le previsioni meteo, fra poco torneremo con i giornali, quelli nazionali, e ovviamente ci sarà Lorena Dolci a darci le notizie. Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo per la giornata di mercoledì, quando l'alta pressione e un promontorio anticiclonico sarà tutto motore sull'Italia, regalandoci una bella giornata soleggiata da nord a sud. Sulla Sicilia splenderà il sole per una bella giornata, cielo sereno poco nuvoloso, anche il vento debole con mari in prevalenza calmi o poco mossi. Temperature che saranno gradevoli di giorno con dei valori che oscilleranno tra 20 e 25 gradi. Di notte minime mediamente tra 10 e 15 gradi. Uno sguardo alla tendenza anche per la giornata successiva, ovvero giovedì 1 maggio, dove continuerà a splendere il sole su tutta la regione, cielo sereno poco nuvoloso con ventilazione debole o al più qualche raffica moderata da nord. Le temperature saranno stabili o in aumento con punte di 25-26 gradi. Ulteriori dettagli e approfondimenti per i prossimi giorni scaricando l'app di Trebimeteo. Allora, torniamo in studio come anticipato, è il momento dei giornali, leggere i giornali nazionali. Lorena, le notizie più significative di oggi. E allora nella giornata di oggi, vigilia del 1 maggio, campeggia su tutte le prime pagine il monito di Mattarella sugli stipendi troppo bassi. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, salari, allarme di Mattarella, il governo e le misure in arrivo il 1 maggio, più risorse per la sicurezza, ma ancora più chiara la Repubblica, stipendi troppo bassi. Ma quanto bassi? Lo andiamo a vedere appunto sul Corriere della Sera con questa infografica che più chiara non si può. Guardate, è la variazione dei redditi da lavoro dal 91 al 2023, tutti in crescita, in testa Stati Uniti, Regno Unito, Media, Francia, Germania, fanalino di coda l'Italia, dove non solo non cresce ma addirittura gli stipendi diminuiscono, e questo diciamo a conferma di quello che tanti possono provare con le proprie, nelle proprie tasche. E poi è iniziato il conto alla rovescia per il conclave chiamato ad eleggere il successore di Papa Francesco. Mancherà il cardinale Becciu, che alla fine rinuncia, niente Sistina, sono innocente, dice, ma obbedisco. Tutti gli altri invece si preparano, come sapete il conclave si svolge nella Cappella Sistina, dove tutto è pronto, la previsione è che sarà una discussione molto breve, obiettivo il quinto scrutinio. L'unica voce fuori dal coro è quella del cardinale Arborelius, vescovo di Stoccolma, che al contrario della maggioranza prevede un conclave lungo, ma in generale i porporati che stanno per entrare in Sistina per scegliere il prossimo successore di Pietro dicono che sarà un conclave breve, forse lo sperano. In fondo hanno scelto la data del 7 maggio prendendosi un po' di tempo in più del minimo necessario per superare il problema, e cioè che i
cardinali tra loro non si conoscono e dunque hanno bisogno di tempo per comprendersi, conoscersi, per vedere in che direzione andare. Proseguono i preparativi per il conclave più largo della storia, sono ben 133 le berrette rosse, ovvero i cardinali, che entreranno nella cappella nel pomeriggio del 7 maggio, dopo aver tutti partecipato la mattina alla messa. E qui vediamo i preparativi all'interno di questa meravigliosa cappella per allestire i banchetti che li ospiteranno. E poi c'è una curiosità, perché c'è il sarto del Papa che è già al lavoro e che cosa fa? Prepara un abito in 3 taglie. Ecco come vestirò il nuovo pontefice. Lui ha 86 anni, è Mancinelli e sta preparando in tutta fretta 3 taglie diverse, perché appunto non si sa la stazza del nuovo pontefice, quindi a partire da una 50, una 54 ed una 58. Lavoro in un minuscolo atelier nel retrobottega della sarteria ecclesiastica. Racconta che ha vestito gli ultimi 3 papi, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, ma è la prima volta che preparo la talare per un nuovo papa, e racconta come Papa Francesco chiedesse sempre nulla di pregiato, amava le cose non costose e lo metteva in difficoltà perché gli diceva pensaci tu, e gli diceva ma santità che cosa intende per cose semplici. Insomma, a conferma anche nell'aspetto esteriore della semplicità di Papa Francesco che ci ha lasciato da poco. Ma adesso andiamo all'estero, perché sì, sono i 100 giorni di Trump e il Canada elegge un alfiere dell'anti-Trump. La vittoria del Liberal Carney. Il Canada mai nelle mani degli USA è stato il motto con cui ha trionfato alle urne. Rimonta rispetto ai sondaggi dei mesi scorsi e ha trionfato proprio la volontà di resistere all'offensiva di Trump. Carney, il nuovo premier canadese, dice vuole distruggerci, non dimenticheremo mai il tradimento americano, e così la pensano anche i suoi elettori, ovvero la maggioranza dei canadesi. E intanto sono scattati 100 giorni dall'elezione di Trump, che è il periodo più importante del nuovo presidente degli Stati Uniti, tant'è che Trump ha dato questa forte accelerazione. 100 giorni shock, titola il Corriere. L'età d'oro di Trump però resta ancora lontana, perché contro di lui c'ha intanto i mercati. Wall Street infatti arretra, ma anche le famiglie temono recessione e inflazione proprio a causa di questi dazi duri imposti a mezzo mondo. In attesa del nuovo sogno americano venduto appunto da Trump, gli USA sono invece entrati nell'era dell'incertezza. E chi si schiera anche contro Trump, il povero Trump, ci viene da dire. Casa Bianca, Amazon, scontro sui prezzi, taglio ai dazi sull'auto. Che cosa ha infastidito in particolare? E cioè l'ipotesi, per ora solo ventilata da parte di Amazon, di inserire ben chiari i costi dei rincari, quelli dovuti appunto ai dazi, sulle etichette. La Casa Bianca lo considera un atto ostile da parte della società. Trump sente il patron, poi il gruppo precisa, facendo quindi un po' di marcia indietro, mai voluto esporre il peso delle tariffe sui prezzi. Evidentemente Trump è stato convincente. Uno sguardo alle tensioni internazionali, la mini tregua è l'inizio dei negoziati, parliamo di Ucraina, ma Putin insiste sulle regioni occupate. Lavrov, il ministro degli esteri russo, fa la colomba, lo zar Putin oscilla tra voglia di compiacere gli USA e retorica sul nuovo ordine globale. Di certo c'è che le trattative finalmente sono in corso. E poi ci occupiamo di questo enorme blackout che ha praticamente paralizzato la Spagna. Ci sono stati 5 morti, 2 mesi fa l'allerta sulla rete fragile, un rapporto del gestore aveva messo in guardia sui pericoli del sistema, ancora da chiarire le cause, resta ancora in piedi l'ipotesi del cyberattacco, la magistratura apre un'inchiesta, ma gli spagnoli sono sempre spagnoli, amanti della fiesta, e tant'è, vedete che in questa foto si vedono gli spagnoli per strada che fanno festa, la gente è scesa in strada con chitarre, balli, e qua siamo a Lisbona in Portogallo, che è l'altro paese che è stato occupato, ma insomma i video sono rimbalzati per tutti i social. E poi siamo sui giornali nazionali, ma una notizia che ci riguarda da vicino, perché proprio oggi iniziano le operazioni per riportare a galla il Beisan, il veliero affondato l'estate scorsa, ma
a riportare a galla anche la verità insieme al relitto. Gru e droni sottomarini, al via la maxi operazione per ripescare il super yacht del magnate Lynch, i detective inglesi e il mistero della cassaforte. Ci sarà anche, per consentire sicurezza e segretezza, una zona di 600 metri interdetta a tutti. Monreale l'abbiamo trattato, ha rivelato le indagini sul boss. Ecco, vi do come ultima notizia questa sorta di riflessione. 2 morti in un giorno, qui la tragedia è quella del giovane caduto dal tetto a Mazzara del Vallo. 2 morti in un giorno, cosa c'è dietro questa voglia di esplorare luoghi abbandonati? La chiamano urbez, è una vera e propria mania social dei luoghi abbandonati. A Trapani gli adolescenti infatti hanno perso la vita precipitato dagli edifici fatiscenti, ed è una moda questa dell'esplorazione urbana, purtroppo pericolosa e sempre più diffusa. A te Angelo. Grazie Lorena, torniamo da te con i giornali più avanti. Adesso però ci dobbiamo fermare, breve sosta, poi saremo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Eccoci in studio, è il momento di parlare purtroppo di quella che è una vera e propria strage, una strage silenziosa, una strage con cadenza quotidiana, cioè quello delle morti bianche. Buongiorno, intanto in studio con noi c'è Vincenzo Cubito, che è il segretario generale della Fillea CGIL. I numeri sono impressionanti. Assolutamente sì, solo in Sicilia sono già morte dall'inizio dell'anno oggi 11 persone. Purtroppo il settore dell'edile è quello più colpito, perché purtroppo si continua a morire esattamente come quando si costruivano le piramidi. Significa che le morti sono per schiacciamento o per caduta dall'alto, quindi nonostante gli sforzi enormi che sono stati fatti, di fatto sono ancora le stesse le motivazioni della morte. Ma che cosa succede? Succede che non vengono applicate alla perfezione, facciamo così, quelle che sono le norme per la sicurezza, oppure sono controlli scarsi, oppure il personale non è perfettamente formato? Probabilmente nelle sue domande stanno tutte e tre le risposte, nel senso che ieri, ripetendo quello che ha detto il Presidente della Repubblica, bisogna indignarsi davanti a delle morti che di fatto non sono più tollerabili, indifferenza e indignazione. Di fatto c'è tutti e tre dei problemi. Non c'è una formazione adeguata in questo Paese per quanto riguarda gli incidenti sul lavoro. Io credo che una volta si studiava educazione civica, oggi se ne fa sempre di meno e questo è un problema. Bisogna ripartire proprio dalle scuole e far capire che la sicurezza è fondamentale. Poi ci sono altri aspetti. Un altro aspetto normativo è quello, per esempio, che per quanto riguarda le committenze di fatto non hanno più la responsabilità che avevano prima, e quindi da questo punto di vista non riusciamo più ad individuare la responsabilità. Poi c'è una cosa che molti non sanno, per esempio nelle gare d'appalto non c'è il ribasso relativo ai costi della sicurezza, proprio per garantire che i lavori vengano fatti in sicurezza. Ma chi deve controllare che poi questi soldi che sono comunque destinati alle aziende vengano spesi proprio per la sicurezza? Il problema dei controlli diventa fondamentale. Più volte anche attraverso la vostra rete abbiamo denunciato il fatto che l'ispettorato del lavoro di fatto è sottostimato a Catania. Possiamo dare dei numeri? Assolutamente sì, credo che gli ispettori che si occupano non solo di cantieri ma di lavori in generale siano 9 in provincia di Catania. Cioè, pensi che da una stima fatta da noi in Sicilia in generale un'azienda può ricevere un'ispezione ogni 20 anni, quindi significa che è davvero sfortunata l'azienda che riceve un'ispezione. Diciamo, quanti dovrebbero essere in realtà gli ispettori in pianta organica? Ma io credo almeno 4 volte tanto in provincia di Catania. Significa che 9 ispettori per coprire la miriade di partite IVA che ci sono. Guardi che solo in edilizia ci sono 3.000 aziende che stanno lavorando in questo momento in regola in provincia di Catania. Parlo di aziende in regola e regolarmente denunciate. C'è poi tutto quello che è il lavoro nero, c'è tutto quello che accade nelle aziende agricole, che sono tantissime perché hanno 1 o 2 operai e che non si riesce a controllare. Quindi di fatto l'assenza di controlli diventa fondamentale. Diciamo, che cosa si può fare quando si apre un cantiere? Quali sono i punti fermi per cui quando una persona comincia su un cantiere
quali sono le regole da rispettare? Ma innanzitutto l'incantieramento è fondamentale proprio per la sicurezza, perché quando si aprono i cantieri, nei cantieri vanno istituite tutte quelle che sono diciamo, le fasi di norme igienico-sanitarie, a partire dai bagni, ad arrivare all'incantieramento, ai campi base a seconda della grandezza del cantiere. È chiaro che i cantieri non possono essere trattati tutti alla stessa maniera, un cantiere edile non ha bisogno di un campo base, un cantiere che costruisce una strada deve prima costruire il campo base e diciamo, luoghi dove andare a fare le mense, perché attenzione, anche lì 8 ore di lavoro consecutivo, devono avere una pausa di un'ora dove potersi come dire, rigenerare da un punto di vista alimentare, ma soprattutto riposare per ripartire e completare la giornata in sicurezza. A proposito di cantieri, la scorsa settimana c'è stato un altro incidente purtroppo, ahimè, mortale. Ha perso la vita, fra le altre cose, un collega vostro della Fillea, Antonio Rapisarda, e fra le altre cose era prossimo anche alla pensione. Antonio è un operaio di 65 anni, avrebbe compiuto 65 anni a dicembre, oltre ad essere un nostro carissimo compagno e amico, perché era uno che si premurava sempre prima dei problemi degli altri colleghi e poi infine dei suoi. Era uno che, come dire, dava aiuto e suggerimento a tutti, perché era uno dei veterani anche nel cantiere. Purtroppo cose come queste accadono e non si capisce ancora perché possono accadere. Antonio era vicino alla pensione, stavamo proprio in quei giorni cercando di capire come poterlo mandare in pensione nel più breve tempo possibile, perché pensate che a 65, a 67 anni non si può stare in un cantiere come quando ne hai 20 o 25, non si può camminare in un ponteggio a 20 metri come quando hai 25 anni, non si possono portare gli stessi pesi così come inizi l'attività lavorativa. Anche questo bisogna che a livello centrale i governi pensino che ci sono dei lavori realmente usuranti, perché sono troppo pochi i lavori che sono dichiarati usuranti. Quindi allargare questa lista dei lavori usuranti magari all'edilizia, cosa che magari in questo momento non è compreso, non è indicato. Assolutamente no, io penso all'edilizia, penso anche dei lavori che spesso sono considerati lavoratori intellettuali. Una maestra delle scuole elementari piuttosto che una maestra dell'infanzia a 65 anni, a 67 anni, la immaginate a rincorrere bambini di 3-4 anni per 6 ore al giorno, non può avere diventa la stessa faticoso. Energia chiaramente che aveva a 20 anni, sicuramente, assolutamente così. I dati, torniamo ai numeri, che sono dei numeri che preoccupano molto, perché già in questi primi mesi a livello italiano sono centinaia le vittime. Nel 2024 l'INEL ha censito 1090 morti sul lavoro, con un aumento del 5% rispetto all'anno precedente, ma vedendo e leggendo questi dati si ha l'impressione che sembra un'emorragia quasi inarrestabile. Assolutamente sì, tra l'altro ribadiamo, perché purtroppo non è un dettaglio, che questi sono dati INAIL, quindi dati regolarmente denunciati, non sappiamo cosa si nasconde dietro. Che cosa avviene dietro questo? Sicuramente la frenesia di finire i lavori nel più breve tempo possibile, sicuramente il fatto che per completare determinati tipi di lavoro il costo del lavoro è molto alto, quindi le aziende tendono, anche senza volerlo fare, di recuperare sui costi della sicurezza, che, ripeto, come dicevo poco fa, sono dei costi che non sono soggetti a ribasso e che quindi, utilizzo un termine purtroppo cinico, fanno gola per poter portare, diciamo, a compimento quelli che sono gli introiti, e questo non è più possibile farlo nel 2025. Allora, se si continua a morire come si faceva una volta, bisogna mettere in campo tutte quelle istituzioni e tutti come dire, i mezzi per poter abbattere questo problema. È un problema di non poco conto, anche perché chi esce da casa al mattino per andare a lavorare, per portare diciamo, e dare sostegno alla famiglia e poi non rientra più, è davvero un dramma. Questo è un dramma del nostro paese. Questo è il dramma. Un lavoratore, una lavoratrice che esce da casa torna non vedendo l'ora di riabbracciare i propri figli, e non si può giustificare a bambini o a persone adulte il fatto che una persona non torna dal lavoro perché sul lavoro c'è morto. Noi a breve, insieme alle confederazioni di CGIL, CISL e UIL, tutti e tre, vorremmo proporre al nuovo prefetto, stiamo aspettando l'insediamento, quindi è inutile fare richieste in questo momento, ma proporremmo un tavolo fisso che possa affrontare il problema, ma chiediamo che a livello nazionale, a livello centrale, si possa realmente mettere in campo una task force affinché questi morti possano diminuire. Non è cambiata la percentuale, si parla di 3-4 morti al giorno, ogni giorno.
Sono numeri davvero un bollettino di guerra. È un bollettino di guerra. Grazie per essere stato con noi Vincenzo Cubito, segretario generale della Filea CGIL. Ci fermiamo, noi facciamo una breve sosta, torniamo fra non molto e parleremo di uno dei temi di grande attualità, un altro dei temi di grande attualità, ne abbiamo parlato tanto nei nostri telegiornali in questi giorni, l'eccessiva violenza tra i giovani, l'eccessivo anche utilizzo di armi con estrema facilità. Cercheremo di capire che cosa sta succedendo, lo faremo con Roberto Cafiso, psicologo e psicoterapeuta. Restate con noi. Insieme a Buongiorno Sicilia e do il benvenuto e il buongiorno a Roberto Cafiso. Buongiorno per essere con noi. Non lo sento. Buongiorno, grazie. Adesso la sentiamo. Psicologo, psicoterapeuta. Dottore, guardi. Ecco, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo qualche difficoltà nel collegamento. Fino a pochi momenti addietro funzionava tutto perfettamente, adesso però vedo che evidentemente c'è qualche diciamo, problema da questo punto di vista. Allora, se non siamo in questo momento nelle condizioni di poter andare con il dottore Cafiso, direi di anticipare, lo chiedo e lo dico alla regia in diretta, l'almanacco. Abbiamo l'almanacco, un contributo, le pillole di almanacco e poi nel frattempo cerchiamo di recuperare il collegamento. Oggi 30 aprile ricorre la giornata internazionale del jazz, introdotta dall'UNESCO nel novembre del 2011, con lo scopo di riconoscere il valore di questo genere musicale e la sua capacità di unire le persone in tutto il mondo. Questo genere, nato dall'incrocio di culture diverse, è diventato un simbolo di pace e dialogo interculturale. Curiosità del giorno. Secondo uno studio dell'American College of Sports Medicine, una persona nella sua vita percorre circa 120.000 chilometri, il che equivale a fare 3 volte il giro dell'equatore. Questo calcolo si basa su una vita media di 80 anni, con una media giornaliera di 5.000 passi, ovvero 4 km al giorno. E ricordate, ogni passo conta, non solo quelli fatti per andare al lavoro o a fare la spesa, ma anche quelli accumulati muovendosi semplicemente in casa. Questa stima si applica agli americani, che sono tra le popolazioni più obese al mondo. È quindi probabile che un europeo possa percorrere ancora più chilometri nella sua vita. Che dire, siete pronti a fare il giro del mondo? Proveremo a fare il giro del mondo e intanto torniamo dall'altra parte dello studio, siamo molto più vicini con Lorena Dolci e andiamo ad approfondire altri temi dai quotidiani. Sì, mi ricollego all'articolo, stavamo leggendo poco fa, che raccontava di questi giovani che vanno a caccia di luoghi esplorati, dicevamo 2 morti in un giorno, Urbex, la mania socia dei luoghi abbandonati, cioè questa voglia di giovani di esplorare luoghi abbandonati e poi ovviamente di documentarli sui social. E perché ci torniamo? Perché c'è l'intervista all'amico di una delle vittime, in questo caso è proprio di Leonardo, il 15enne di Mazzara del Vallo, che racconta come proprio l'idea sia nata con i video online. È il passatempo preferito per tanti dei nostri coetanei, racconta l'adrenalina che queste sfide garantiscono, sono un'attrazione irresistibile, e poi c'è l'ossessione di mostrare tutto sui social. Parla Giovanni, 13 anni, pensate, giovanissimo, testimone di quanto è accaduto a Leonardo, 15 anni, morto dopo essere precipitato dal tetto, e dice: per i ragazzi della nostra età, compresi i suoi amici e quindi anche Leonardo, l'appuntamento era fissato per ogni weekend, ci si avventurava nei luoghi abbandonati, ogni volta senza saperlo davvero metteva a rischio la vita, non si faceva per curiosità o per scoprire qualcosa, è il fascino del proibito. E gli chiede: c'è qualcuno a cui ci si ispira? E quindi anche Leonardo. L'idea quasi sempre nasce vedendo i video online. Anche Leonardo, morto sotto i miei occhi, seguiva tanti influencer che praticano urbex, questo appunto è il nome del fenomeno social, l'esplorazione urbana. Io quel giorno l'avevo pregato di non entrare. Cosa è accaduto? Gli chiedono.
Eravamo al parco, sembrava una serata normale, poi Leo ha detto andiamo lì dentro, intendeva appunto lo stabilimento abbandonato. Noi gli abbiamo detto di no, che era pericoloso, ma lui non ci ha ascoltati ed è entrato con un altro amico. C'era stato altre volte, gli chiede il giornalista, sì, ci andava spesso, era la struttura abbandonata, diceva più grande che avesse mai visto, ne conosceva ogni angolo e purtroppo invece concludiamo noi, non ogni angolo perché è salito su queste lastre di vetro cemento che poi da cui poi è saltato, ma purtroppo è stato un salto troppo pericoloso, 10 metri, in cui ha sbattuto la testa ed è morto. Allora, se volete io vado avanti con... Ancora un paio di prime pagine ce l'abbiamo e dopodiché ci fermiamo per andare invece a sentire l'oroscopo di oggi. Non credo che possiamo ripristinare il collegamento invece con il dottore Cafiso. Ok, perfetto. Allora la Gazzetta del Mezzogiorno, l'Italia affamata, richiama naturalmente il monito di Mattarella. Salari bassi, allarme di Mattarella, le famiglie stentano, il governo stanzia altri fondi contro le morti sul lavoro. E poi la battuta nella vignetta con Mattarella che dice no ad una repubblica, in questo caso non fondata sul lavoro ma affondata sul lavoro, e naturalmente i dati suffragano queste notizie. Andiamo a vedere anche altri giornali, morti sul lavoro e stipendi da fame, Mattarella e l'Istat certificano il flop del governo, intollerabile indifferenza per le morti sul lavoro e salari inadeguati è il doppio richiamo di Mattarella al governo, e a certificare il flop delle destre arrivano anche i dati Istat che mostrano un calo dell'8% sui salari reali dal 2021. Ci fermiamo ancora, ci fermiamo qui per quanto riguarda questo segmento di informazione dai quotidiani nazionali. Io vedo intanto in collegamento, vediamo allora l'oroscopo di oggi. Sentiamo Marco Amato, sentiamo. Buongiorno ai 12. Oggi una scherzosa luna in Gemelli pare riportare la pace con il dialogo tra Marte e Plutone. Una luna che dopo aver disseminato un po' di panico e di tensione nello zodiaco oggi risulta assolutamente amabile, gradevole e comunicativa. Vediamo come. Ariete, in particolare per voi comunicazione, assolutamente molto ben gestita, proprio perché questa luna dai Gemelli illumina un po' la casa delle vostre relazioni e soprattutto vi avvantaggia col vostro pianeta, il caro Marte, che per adesso fibrilla il Leone, meglio di così. Toro, per voi la Luna ha un po' gestito un po' di bailam nel vostro segno zodiacale, adesso invece parla di liete notizie che arrivano da un punto di vista economico e lavorativo. Forza Toro! Gemelli, è proprio da voi ospite una luna alquanto ambiziosa che decisamente proporrà di espandere Giove e di comunicare al meglio possibile. Una luna che dai vostri gradi fa fare pace per un attimo a Plutone e a Marte, ammorbidisce le tensioni creative e ne fa scuola. Cancro, una luna oggi assolutamente eroica, siate orgogliosi del vostro pianeta che si espanderà toccando Giove, momenti fortunati e positivi per voi soprattutto da un punto di vista emotivo e sentimentale. Leone, una giornata in cui la luna vi aiuta moltissimo proprio perché mitiga la tensione tra voi e Plutone, il che è molto favorevole per riadattare e rimodulare i dialoghi al lavoro ed essere un po' più morbidi. Vi sentirete meno sotto il fuoco incrociato. Vergine, una luna oggi di quadratura per voi, una luna che vi ricorda che ci sono anche interessi di molte persone intorno a voi e curare e gestire tutta una serie di responsabilità oggi sarà un vostro obbligo. Bilancia, una luna di trigono molto favorevole e positiva per voi che promette peraltro buone notizie in arrivo, quindi allacciate le cinture, intanto si parte. Scorpione, una giornata oggi la cui buona notizia consiste nel fatto che la luna non è più in opposizione, risale quindi l'umore e soprattutto
La tensione di Marte e di Plutone è molto più mitigata. Oggi è una giornata più serena. Sagittario, una giornata da Luna in opposizione, quindi una giornata di conflitto emotivo che espande peraltro su Giove, il vostro pianeta, proponendovi un po' un ripasso di certe dinamiche emotive che credevate superate. Capricorno, oggi gli affari della Luna vi riguardano abbastanza poco, piuttosto Saturno, nel segno dei Pesci ancora per poco, dovrà tentare di sistemare una faccenda sentimentale e strutturare meglio un sentimento. Acquario, giornata oggi in cui la Luna risulta assolutamente amica e risolutrice, un bel trigono dai gemelli, ma soprattutto un punto di talete che mitiga la tensione tra voi e Marte in opposizione. Ricomincia una creatività molto più ordinata e settata su qualcosa di produttivo e utile. Pesci, la giornata oggi per voi è una giornata da Luna in quadratura, probabilmente possono non esservi piaciute molte parole dette da qualche referente al lavoro, gli atteggiamenti poco diplomatici. Di questo ne parlerete e vi ripromettete di riparlarne più in là. Allora, eccoci di nuovo in studio, torniamo da Lorena, stamattina ci racconta tanto dei quotidiani, stavolta c'è una curiosità? Ma più che una curiosità, una buona notizia per chi si prepara ad affrontare questo lungo ponte, perché dopo un inverno e una primavera molto piovosa arriva il primo anticipo d'estate, ce lo dice il Corriere della Sera. L'estate anticipata, un ponte addirittura a 30 gradi, effetto anticiclone africano, arriva il primo vero caldo secondo gli esperti come a luglio, guardate qua l'infografica, addirittura punte di 30 gradi a Bolzano, oltre 30 gradi, Siracusa 34, a Foggia 30. Insomma, ci sarà sicuramente da uscire il costume da bagno. Temperature in netta crescita fino a picchi, Catania 31 gradi, saranno risparmiate le zone costiere, specialmente quelle adriatiche. È un anticiclone, dicono gli esperti, in anticipo rispetto agli anni scorsi, una situazione che potrebbe essere inserita nelle anomalie conseguenti al riscaldamento globale. Questa ondata di calore ha una forza tale che si estenderà fino al cuore dell'Europa. Stiamo assistendo in questi anni all'allungamento della stagione estiva che ormai dura da fine aprile a ottobre inoltrato, ma attenti, avvertono ancora gli esperti, sarà una fase molto rapida. Già da martedì infatti ritorneranno cieli più sereni con acquazzoni che riporteranno le temperature nella media della stagione. Direi che è una incursione, una prima incursione che si rifarà sentire nella seconda parte poi di maggio. Grazie allora a Lorena Dolci. Noi finiamo come sempre con la musica. Il 30 aprile del 2016 Max Gazzè lancia il brano Ti sembra normale, che fa parte poi dell'album Maximilian, che ha ottenuto un grande successo. Ci salutiamo qui, grazie per averci seguito, buongiorno Sicilia, torna venerdì, l'augurio a tutti voi di una buona